Amici di Mestre Mia, buonasera, buonasera da Andrea Sperandio, un ben trovati, ben ritrovati. Questa è la seconda diretta che facciamo oggi, ma noi ci divertiamo, voi lo sapete, questa è la verità. Partecipo anch'io per qualche minuto con questi amici, perché in Mestre Mia ci sono amici, a questa diretta che è appunto l'ultima puntata di Prima la Salute, la rubrica che è curata da Paolo Scatamburlo e purtroppo oggi è assente Ilaria Mattei, al quale mando un caro abbraccio, veramente un sentito abbraccio. Ciao Ilaria, se ci guardi, spero di sì, e so che sta provando un dispiacere, dunque Ilaria, un grande bacio. Allora, volevo ringraziare innanzitutto Ilaria, che ci sta guardando, sono sicura, Ilaria e Paolo Scatamburlo, perché questa sessione di questo ciclo di Prima la Salute ha avuto un riscontro, a nostro dire, molto, molto positivo. Ogni anno, voglio dire, ci miglioriamo, no? E poi, diciamo, la vostra bravura si è sentita, la nostra passione. La vostra passione, avete trascinato le persone, ci sono stati degli incontri molto, molto belli, molto interessanti, e chi vi ha seguito, devo dire, noi abbiamo avuto dei feedback positivi, dunque ci tengo a dirlo a te e a dirlo anche a Ilaria. Quindi volevo dire, questa ultima puntata è una puntata speciale, amici, perché avremo modo di parlare finalmente di una delle cose più belle della vita, diciamo, ed è il parto. Abbiamo qui il dottor Carlo Maurizi, conosciutissimo ginecologo. Buongiorno. Buonasera, anzi, buonasera e benvenuto. E poi abbiamo anche due ostetriche, e quindi una si chiama Alice Fabaron e Lucia D'Ambrosio. Dunque io mi alzo, me ne vo e vi lascio tutto lo spazio del mondo e non vedo l'ora di ascoltare le vostre storie. Grazie ancora. Grazie a te. Ecco, allora io faccio, diciamo, la seconda, se vogliamo, introduzione. Intanto ringrazio tutti per averci seguito in queste puntate, che sono state simpaticissime. Saluto Ilaria, che è diventata un'amica, una bravissima persona, una dermatologa eccezionale, e devo veramente dire che fare la trasmissione con lei è stata veramente una passeggiata di salute, perché io ero un po' più, come si dice a Venezia, castrone, lei faceva le domande un po' più serie, ma è stato veramente, eravamo un po' come Gianni Pinotto, ecco, diciamo. Ecco, stasera mi fa piacere essere qua e ho voluto apposta questa serata perché innanzitutto ho un carissimo amico che ci conosciamo da tanti anni, un collega ginecologo, responsabile della sala parto dell'ospedale di Milano, e un bravissimo professionista, con la sola pecca di essere juventino, ma vabbè, quello ci stendiamo un velo pietoso sopra, un gobbo, come si suol dire. Abbiamo voluto fare questa puntata perché non abbiamo parlato, diciamo, abbiamo parlato un po' di teoria, ma di pratica, di quello che succede nella sala parto, non ne abbiamo mai parlato, soprattutto ultimamente che c'è stata un po' di confusione poi col discorso del Covid, su cui poi faremo chiarezza anche più tardi. E allora io volevo fare introdurre dapprima a Carlo un ragionamento su come negli anni sono cambiate diciamo, le abitudini in sala parto, perché diciamo che ci sono state come delle varianti negli anni in cui dapprima si era un po' troppo liberi e un po' troppo superficiali, poi c'è stata una estrema medicalizzazione del parto, poi si sta tornando a ragionare invece sul lasciare al parto, che è un evento naturale, i suoi tempi e la sua naturalità, cose che per molti anni abbiamo perso per svariati motivi, vogliamo chiamarli medico-legali, vogliamo chiamarli paura, vogliamo chiamarli su cui poi si è innestato un altro problema, ma dopo farò parlare Carlo, che è più indicato, anche un altro discorso, che è quello che molto spesso le donne vanno su, le donne, gli uomini, tutti noi, però andiamo in maniera un po' superficiale a sbirciare su Google
delle notizie che a volte sarebbe opportuno che noi non andassimo a vedere, perché ci sono molte notizie non propriamente vere. Per cui vorrei che Carlo ci parlasse un attimo di questo passaggio dalla estrema medicalizzazione del parto alla voglia di essere un po' più naturali nel parto e lasciare che questo evento così eccezionale sia un po' più, diciamo, libero, free, easy, diciamo. Lascio a te la parola. Molte grazie. Allora, fino alla fine Forza Juve va da sé, veniamo al Busillis. Al Busillis. No, naturalmente il discorso della ricerca di un attenzionamento massimo e di criteri di massima sicurezza in sala parto, diciamo che dall'Ottocento in poi è stato un must, no? Quindi in qualsiasi cultura noi guardiamo, la sacralità dell'evento è rispettata, quindi la mamma e il bambino, e quindi non c'era limite a cercare di avere il massimo della conoscenza e il massimo della sicurezza in sala parto. Allora, il parto è indubbiamente un evento naturale, così come la pioggia, però così come la pioggia certe volte fa danni, purtroppo si avevano questi problemi. La letteratura dell'Ottocento in moltissimi casi mise alla luce il figlio e morì, è un classicone dell'Ottocento. La mortalità era molto elevata, si parla di oltre il 10-15%. Dove stavano i problemi? Neurologici del bambino, e poi fondamentalmente quelli delle infezioni e quelli delle emorragie del postparto. La famosa febbre puerperale. Per quanto riguarda le mamme. Diciamo che erano numeri chiaramente inaccettabili. Laddove la medicina ha potuto, effettivamente ha fatto molto. Il fatto che non ci fosse limite alla ricerca e al controllo di questo evento era naturale, perché nessuno era contrario a cercare di mettere in sicurezza la propria moglie, la propria figlia, la propria sorella. Su questo non c'erano dubbi. Siamo arrivati però effettivamente ad un punto in cui qualche domanda ce la si pone, cioè sul fatto fin dove abbiamo diritto di interferire. Posso fare solo innescare un discorso che però l'aspetto medico-legale. Tu devi considerare che per molti anni le denunce hanno fatto la storia della sala parto. Sì. Per cui è vero che avevamo voglia di naturalizzare, ma è anche vero che abbiamo avuto un freno, se non sbaglio, sì. Posso dire. Diciamo che, guarda, io penso che gli anni 90, primi anni 2000 siano veramente lo spartiacque di questo Busillis. Cioè, da un lato il peso enorme della quantità di soldi che saltavano fuori, diciamo, nelle cause civili per eventi avversi in sala parto, dall'altro proprio il fatto che tutti avevamo notato che la nostra interferenza nell'evento parto era eccessiva. Allora, per non asciugare troppo la gente, comunque diciamo che ci sono due estremi, no? Cioè, nei primi anni 2000 era ripartito alla grande il parto in casa, no? Il parto in casa. Io non ho nulla in contrario, non sto parlando male, però vorrei per un momento escludere i due estremi, quindi chi pensa che si debba partorire serenamente in casa come faceva mia nonna e tua nonna, Chiaro. che però si accettava un certo tipo di evoluzione. Cioè, quello che succedeva. E chi vorrebbe una donna impalata, crocifissa su un letto per 12 ore, che spinge a comando, con tubi ovunque, che prende farmaci con una conduzione pilotata di tutto, cioè non ci deve essere nulla che esce da quello che noi abbiamo progettato. Diciamo che, tolti questi due estremi, quasi tutte le persone, oggi come oggi, che lavorano nell'ambito si sono rese conto che la parola d'ordine deve essere equilibrio. E l'equilibrio è tra cosa? L'equilibrio tra una sicurezza e il rispetto di un evento che è comunque epocale per quella famiglia.
il rispetto per quella donna, per quel neonato e per quel papà. Allora, su questo diciamo che io adesso dico due cosine sul concetto di sicurezza, no? Adesso quali sono i due punti su cui non si transige? Fondamentalmente sono, soprattutto dal 2010, la riorganizzazione dei punti nascita. Cioè, un punto nascita deve avere dei requisiti minimi. È chiaro che stiamo parlando del fortunato nord-est, stiamo parlando del 2000 e tutti i punti nascita sanno lavorare e lungi da me dire qualcosa di contrario. Però diciamo che dal 2010 il Ministero della Salute sta cercando di essere sicuro che il punto nascita sia adeguato, no? I requisiti necessari sono essere in grado fondamentalmente di trasformare un evento naturale in un evento chirurgico, in una trasfusione, in una rianimazione in tempo reale. Ecco, questo è fondamentale. Le cose vanno storte, 3 minuti dopo ho tirato fuori il cielo, questo è il concetto. Sì. E lì più o meno si è organizzato in questo modo, cioè non c'è punto nascita che non abbia un anestesista disponibile, una sala operatoria disponibile, immediatamente una rianimazione e la possibilità di traspondere. Diciamo però che per avere un'organizzazione tale per cui riconosci il problema e ti attivi immediatamente, oggi cioè in questo momento qua insomma si presume che meno di 500.000 parti l'anno non devi avere, meno di 500 insomma sarebbe il cut-off. Ma adesso non parliamo di numeri per non asciugare la gente, però diciamo ci sono dei requisiti minimi per poter essere una sala parto. Un'altra cosa però importante è il fatto che lo screening a monte, cioè noi stiamo parlando di un evento naturale quando è naturale, quindi deve essere una gravidanza non complicata che è arrivata a termine, è un travaglio che è partito spontaneamente, un bambino possibilmente da solo e non 3 gemelli e possibilmente cefalico, perché se no la naturalità dell'evento non è più naturale. Parliamone. Non è più naturale. Ecco, in questo senso è molto importante il rapporto che l'ospedale ha col territorio nel senso dei consultori e nel senso dei ginecologi privati che servono la gravidanza, cioè la paziente che arriva in sala parto con il basso rischio ostetico deve veramente essere un basso rischio ostetico monitorato e seguito. In questo non ci sono dubbi, voglio dire, in questo momento qui il territorio funziona alla grande, i consultori funzionano alla grande, il rapporto con i privati è buono, ma è molto importante coltivarlo. Sì, perché? Sì, io ci credo molto in questo. Io infatti quando ho problemi con delle pazienti chiamo sempre il reparto e vedo che ho sempre un grande riscontro. Un filo diretto. Perché sennò cade il padre. A parte che io ho lavorato tanti anni a Milano, più di 20 anni, ho lavorato all'Umberto I, ai tempi dell'Umberto I, e ho molti amici, praticamente tutti i ginecologi della zona, per cui quando ho bisogno, tra le altre cose, tu parlavi appunto del discorso. Volevo anche fare un accenno su una cosa, perché so che tu sei un esperto in questo. Noi sappiamo che la presentazione podalica sarebbe un'indicazione per un parto cesareo, certo. Però so che tu sei anche bravo a fare le manovre di Leopold. Volevamo che tu magari spendessi 2 parole su questa cosa qua, certo. Per evitare, con questo servirebbe in realtà, per evitare che il parto diventi chirurgico nel caso di una presentazione podalica, e facendo queste, tra virgolette, semplici manovre, portare il bambino ad essere cefalico per poter espletare un parto naturale. Siccome lui è un esperto, volevo che mi dicesse 2 parole su questo. No, ti ringrazio per la definizione di esperto, ma in realtà questa cosa qui è una cosa che esiste dalla notte dei tempi, cioè a un certo punto, obiettivamente, dati alla mano, il parto podalico ha una percentuale, una frequenza di eventi avversi che non è più accettabile. Anche qua va fatto un distinguo, perché chiaramente un conto è una persona che è a termine, che va tutto bene, che ha già avuto 3 figli, il parto podalico potrebbe anche avere il suo perché, però non entriamo adesso in questi dettagli tecnici, diciamo che per anni è stata indicazione al taglio cesareo, giustamente. Chiaramente questo ha fatto perdere un pochettino di manualità nell'assistenza al parto podalico, perché se ogni volta che è podalico lo operiamo si perde un pochettino la dimestichezza. Però il fatto di
proporre il rivolgimento per manovre esterne e possibilmente a monte anche di proporre la moxibustione, che è una tecnica molto semplice. Che poi è stato dimostrato essere efficace anche da un punto di vista di studi universitari. È approvato. Non è una cosa magia come pensano molti, è proprio stato approvato. È una tecnica che deriva dalla medicina orientale, che tanto per far capire è associabile un pochettino all'agopuntura concettualmente. Comunque si tratta di stimolare determinate terminazioni nervose e aumentare i movimenti fetali a favore del rivolgimento. Ma poi è possibile, appunto, che a Milano si fa, giusto dirlo, certo. Viene spiegata poi, fondamentalmente viene spiegato come se la fa a casa sua la moxibustione. Poi il rivolgimento che si fa in ospedale è una cosa semplicissima, perché non è niente di particolarmente tecnologico. Tu devi ecograficamente capire come è posizionato il bambino, con una mano accompagnare il sedere fuori dalla pelvi e con l'altra accompagnarlo a ruotare in senso cefalico. Non ha nessunissimo rischio, l'unica cosa è che ha una percentuale di successo bassa, perché è circa 1 su 2, però quell'1 su 2 può partorire. Esattamente. Non è necessario che faccia il cesareo, tutto qui. Però era giusto che... Sì, hai ragione Paolo. Sono cose che è giusto che sappiano. Perché purtroppo su questa cosa gira parecchio voce che sia pericolosa, ma veramente rischio zero, ma dati alla mano, cioè al limite non si gira, ecco, quello sì. No, tranquillo, è che è un po' caldo. No, allora, adesso invece volevo affrontare un altro argomento. Nel senso, io sono sempre stato convinto di una cosa nella mia carriera, che tutte le persone, quando affrontano qualcosa di sconosciuto, hanno una paura molto più elevata di quando affrontano qualcosa che già conoscono. Allora, in questo meccanismo, soprattutto nelle donne che partoriscono, che hanno una gravidanza per la prima volta, è secondo me fondamentale, sacro e indiscutibile che sarebbe opportuno che la donna facesse i corsi di preparazione al parto. Questo perché? Perché quando arriva il parto sa come gestire la respirazione, come gestire le spinte, senza andare là un po' così alla carlona, senza sapere come fare. Ecco, in questo ruolo fondamentale lo svolge l'ostetrica. E ti dirò di più, ha 3.000 vantaggi il corso. Oltre a quello di sapere come muoversi, però ha già un'infarinatura su se succede così faremo così. Esatto. Non è poco, non caschi dal piocco, hai capito? Sì. Non prendi paura se ti viene proposta l'inizio. Questo, allora, se devo dire, e poi fai gruppo. Esattamente. È una cosa che molti non considerano. Molto importante, fa gruppo, molto spesso diventano amici. La paura scende. Questo meccanismo l'ho capito una volta quando studiavo medicina e non ero ancora laureato, e facendo i giri ci raccontò un medico che un paziente andò in depressione perché sentì che quando una volta c'era la cartella, sapete, davanti ai letti, i medici parlavano a voce alta, arrivavano gli studenti, arrivava il primario, si parlava a voce alta. Il primario disse: questo paziente ha il CPK alto. CPK è una sostanza presente nel sangue che ha a che fare con i muscoli, sarebbe la creatinfosfochinasi. Il paziente interpretò questa K che sentì come cancro, perché noi quando parliamo di tumore, in realtà tra medici, tra colleghi, lo definiamo K. La signora ha un K alla cervice, la signora ha una K alla ramella. Quando questo sentì K, pensò di avere un tumore, entrò in depressione e non si capiva fino a quando il psicologo del reparto spiegò questa faccenda qua. Questo per farvi capire quanto la psicologia per noi medici ostetriche è fondamentale. E allora in questo momento subentra la Alice che fa i corsi, e vorrei che ci dicessi le tue esperienze e perché è importante fare il corso di preparazione al parto. Beh, anche un po' raccogliendo i pareri poi delle mamme dopo che hanno fatto il corso, abbiamo sicuramente capito che il corso è importante per la mamma, perché, come diceva appunto anche il dottor Maurizio, conosce delle altre mamme che stanno vivendo, delle altre persone che stanno vivendo la sua stessa situazione, quindi c'è una condivisione perché si viene a creare comunque un gruppo. E poi permette comunque alla mamma di affrontare alcuni temi, sviscerare alcuni dubbi, alcune paure,
e avendo comunque di fronte degli operatori che magari spesso anche ritroverà poi nella struttura di riferimento in cui andrà a partorire. Quindi tutto questo permette comunque di creare alla donna una certa tranquillità, una certa sicurezza, avere dei punti di riferimento e quindi arrivare comunque al travaglio e al parto sicuramente più tranquilla, più rassicurata, senza troppi dubbi, troppe incertezze, un po' più consapevole comunque di quello che poi sarà un'esperienza che sarà sicuramente unica e diversa rispetto a tutte le altre, perché poi ogni mamma ha la sua esperienza. Chiaro. Però comunque il sapere, il conoscere, il confrontarsi attraverso appunto il corso di preparazione al parto è sicuramente molto molto importante. E lei è riuscita insieme anche alla Mariangela l'altra, no? Mantenere i corsi in epoca Covid, come hanno fatto molti, insomma, voglio sempre che sia, però insomma li facevate via web? Sì, diciamo che il Covid non ha aiutato in questo, però insomma siamo riusciti comunque via web ad organizzarli. Praticamente non sono mai finiti. Non sono mai finiti. Sì, questa è una cosa importante, è una cosa fondamentale, perché ribadisco il concetto, per una che ha già partorito è già un'esperienza, ma chi affronta per la prima volta sente quella che dice ma io ho avuto molto male, ma io ho avuto il bambino che ha di sofferenza. È chiaro che l'ostetrica, diciamo, è, come posso dire, l'interfaccia, no? Tra quello che è la realtà e quello che è, come posso dire, la fantasia, quello che si è sentito dire. Per cui voi avete un ruolo che è veramente importantissimo per tranquillizzare le donne e insegnare anche poi la respirazione, perché è fondamentale. Ricordiamo che il parto è sostanzialmente un respiro, è il respiro che noi diamo come forza per la fuoriuscita del bambino e poi il bambino che respira nella vita. Per cui quanto importante è la respirazione durante il travaglio? La respirazione durante il travaglio è importante, come è importante comunque il mettere la mamma al centro dell'evento parto, e su questo comunque è importante la presenza, per esempio one to one dell'ostetrica con la mamma, il fatto comunque di permettere alla mamma di stare in un ambiente sereno, intimo, tranquillo con la persona che lei ha scelto comunque di aver vicino. Quindi un insieme poi di cose che si preparano un pochino con il corso, si fanno conoscere, poi si cerca di applicare poi in sala parto, sempre con lo scopo ovviamente di lasciare un'esperienza positiva. Il parto è un'esperienza che per me, io ricordo sempre a molti miei amici e miei pazienti che tanti mi chiedono ma perché sei diventato ginecologo? Perché io vidi casualmente, per caso, un parto, e grazie alla dottoressa, quella che lavorava da noi, la ragazza rumena, la bionda che lavorava da noi anche a Milano, come si chiamava? Ah, ok. Vabbè, adesso mi sfugge, scusami, adesso magari ci sta vedendo, mi sfugge, è un momento, siccome sono un po' stanco per la giornata e tutto, adesso mi sfugge. Vabbè, comunque questa dottoressa mi disse, quando ero ancora studente, vieni a vedere un parto, io mi innamorai, ho detto ma questo, facevo il reumatologo, io facevo reumatologia, cioè guardavo, pensate banalmente, perché io non ho mai raccontato questo, ma io facevo il reumatologo perché al di là del fatto che molti professori dicevano ma guardate che fare i medici non vuol dire diventare milionari, perché ai tempi si parla di diventare milionari e diventare miliardari, fare il medico è passione e tutto il resto. Poi viaggiavano in Porsche, avevano una villa sui colli, o un altro aveva un ranch in Toscana. Dicevo vabbè, ho capito, ma se io faccio il medico mi piace, prendo anche soldi, perché devi continuamente affermare che io non posso guadagnare diventando medico? Ai tempi medici negli anni 70-80 guadagnavano 10.000 volte più di noi. E mi iscrissi a reumatologia perché dissi, malattie reumatiche, Venezia, umidità, artrosi, cioè ho detto, il gioco è fatto, faccio il medico, mi diverto e prendo soldi. Ahimè, non ahimè, al contrario di ahimè che non so che cos'è, eureka, vidi un parto e rimasi talmente impressionato che piansi più del papà che stava assistendo al parto perché già il terzo figlio, e da là dissi voglio fare questo mestiere. Andai dal professore di reumatologia e mi iscrissi a ginecologia per poi arrivare a oggi. Nel tempo io conobbi anche una grandissima ostetrica
tanti anni fa, si chiamava, si chiamasse Giulia, era calabrese, era di una cattiveria incredibile, parlo di tanti anni, ma una cattiveria buona, non so se mi spiego. Lei stimolava le pazienti con impeto, con una potenza incredibile, dando la forza a quelle donne che dicevano non ce la faccio più, e lei dava la forza, ed era calabrese, mi ricordo che quando si parlava era da morire da ridere. Ecco, ruolo dell'ostetrica che cambia nel tempo, negli anni, diventando, già ai tempi lo era, ma adesso diventa una figura da protagonista, al pari quasi del medico, anzi direi al pari del medico. Per cui la Lucia, che lavora in sala parto, adesso ci racconta la sua esperienza, cosa vuol dire essere ostetrica e perché hai avuto questa passione per l'ostetricia. Sono diventata ostetrica per caso, perché non sapevo Eri cosa reumatologa. No, e mi ero appena diplomata in ragioneria, quindi, e non sapevo cosa fare, e poi non so, è stata proprio una vocazione. Da quando sono entrata in sala parto non sono più riuscita ad uscirne, fortunatamente sono riuscita a lavorare subito e ormai sono un po' di anni che lavoro. E questo è stato un po' il mio percorso, ecco. Essere ostetrica adesso è bellissimo, è tanto complicato. In questo periodo del Covid è stato complicatissimo per le donne, anche per noi, ma tantissimo per le donne, perché non avere in questo momento la famiglia intorno non è molto semplice. Un po' voi avete preso un po' il ruolo di quello che era il marito, la famiglia che ti sta vicino. No, per fortuna il marito c'è sempre stato qui in Veneto, per fortuna il marito è riuscito sempre ad esserci in sala parto. Ma sono delle direttive regionali. chiare a proposito, sì. E il marito è importante in sala parto, perché comunque dà un sostegno che non è da poco, perché sì, noi riusciamo ad entrare in empatia con la donna tantissimo, però c'è un momento in cui la donna ha bisogno del suo punto di riferimento, della diade che poi sta evolvendo, e quindi questo passaggio spesso, non è sempre così, lei ha bisogno anche semplicemente di urlargli contro qualsiasi cosa, maledirlo, però ha bisogno... È colpa tua, è colpa tua. Ha bisogno anche di questo. Quindi ricordo mia moglie, per cui... Un gimbal praticamente. Quindi la figura dell'ostetrica è tanto importante, però adesso per una donna... poi adesso appunto il discorso, scusa se mi intrometto, che si dice, certo, cioè sul fatto appunto dell'equilibrio tra sicurezza ed evento naturale, no? Prima tu giustamente dicevi l'importanza della respirazione, l'importanza, lei ha detto l'importanza del one-to-one, vedi come cozzano, cioè avere un hub che accentra giustamente vuol dire non garantire spesso, talora, non sto citando nessun esempio, in generale, vuol dire non poter garantire un rapporto one-to-one. E se te cado 1500 parti, difficilmente potrebbe avere un'ostetrica libera. Ma va bene, ma noi stiamo parlando di un parto fisiologico, di una gravidanza fisiologica, un parto spontaneo, di un evento naturale. Lì, se si riesce ad avere un rapporto one-to-one paziente ostetrica, è tanta roba. Sì. Il discorso della respirazione, dell'importanza della respirazione, ma anche il rispetto della paziente che non ne vuole sapere, che vuole spingere in posizioni tacà lampadario, va rispettato se stiamo parlando di un basso rischio ostetrico. La figura dell'autonomia dell'ostetrica è un caposaldo in questo senso, è qua che ti volevo coinvolgere, cioè l'importanza del parto in autonomia, che non è una parola che si dice buttata al vento. Il parto in autonomia è legalmente riconosciuto, certo. È una cosa vera. C'è un protocollo, ci sono delle linee guida fortunatamente che ci indirizzano, e comunque la donna viene seguita da una figura professionale, che in questo caso è quella dell'ostetrica, nel basso rischio anche durante la gravidanza, e poi c'è la continuità anche durante il travaglio e il parto. Interamente, cioè, sì, e questo è bello. Ma il medico non è andato in gita, il medico è nella porta. È sempre informato di tutto, anche perché in questo caso appunto l'ostetrica deve riconoscere il momento in cui questa fisiologia non è più fisiologia,
nel caso in cui questa cosa si verifica, altrimenti continua in autonomia e c'è il parto su fino all'assistenza, secondamento, i punti, tutto. Sì, sì, secondamento, punti, cosa che è pertinenza degli ultimi anni, sì, perché sì. ricordo che per molti anni l'ostetrica, quando era in fase espulsiva, chiamava il medico. Peraltro si utilizzava molto meno la ventosa, perché non avevamo le ventose atraumatiche, ma avevamo quelle in acciaio bestiali. Si usava molto la manovra di Christeller, che adesso è praticamente, non dico vietata, ma bandita. E la manovra di Christeller era quella che si prendeva, su tutti i lettini da parto c'era una maniglia, per cui l'operatore prendeva questa maniglia e quando la donna aveva le contrazioni si spingeva sulla pancia per aiutare la donna ad espellere. In zona vedo che tendono a chiamarla la mossa. La mossa, si chiamava il termine tecnico di Christeller. La mossa. Esattamente. Noi siamo passati da un'ostetrica che prediligeva il parto sul lettino, con le gambe chiaramente sui gambali, a una variazione incredibile, per cui abbiamo la sedia, abbiamo la posizione supina, la vasca, per esempio. La vasca è molto importante, per cui un rilassamento, la temperatura corporea, un rilassamento dei muscoli, per cui il vostro lavoro è veramente diventato un qualcosa di... Sì, anche rispettare la donna che vuole partorire in posizione ginecologica, perché ci sono anche le donne che non vogliono partorire a cartoni piuttosto che sullo sgabello, diciamo il rispetto sta anche nel non estremizzare se la donna vuole partorire in posizione ginecologica, assecondarla in quello che è la sua comodità, perché questo in fondo, se tu assecondi la paziente, la donna nella sua libertà, spesso riesci ad avere un travaglio che va abbastanza, continua ad essere fisiologico. Se vai contro quella che è la volontà della donna, anche psicologicamente la donna si mette sulla difensiva, quindi anche dal punto di vista ormonale va ad interferire con quello che è il percorso fisiologico di un travaglio. Possiamo indicativamente dire che un 10%, 15% dei cesari ce lo salviamo grazie alle ostetriche, no? Beh, cioè nel senso, quante volte succede che la donna dice non ce la faccio più, voglio il cesareo? Certo. Siete voi che alla fine andate avanti a convincere la paziente. Il buon 10-15% ormai si risparmia grazie a questa evoluzione, quindi grazie alla collaborazione ostetrica-medico, a stare stretti. grazie all'equipe, perché secondo me è fondamentale l'equipe, il sostegno ostetrica-medico. Quando c'è fiducia tra ostetrica e medico si risparmiano un 10-15% di tagli cesari. L'ostetrica con questa cosa di autonomia ha avuto in questi anni un'evoluzione positiva che è importantissima ed è bellissima. Infatti. Che è il suo, perché non stiamo andando fuori dal suo, è il suo. Sì. Però il rapporto e la sicurezza che deve avere l'ostetrica con il medico che vi guardia rimane molto importante, no? Perché è uno step importante l'autonomia per l'ostetrica. L'ostetrica ha tutto per farlo, però chiaramente deve sentirsi. È il discorso da cui siamo partiti, l'equilibrio tra sicurezza da un lato. Io so che a Milano da questo punto di vista siete molto avanti, insomma, come... Io stanotte ho fatto note e ho avuto 2 parti, però io in sala parto non ci sono entrato. E quindi posso dire... A differenza di quando lavoravo io invece... Posso dire di aver avuto 2 allora, parti. diciamo che io ho vissuto il Milano dei 1400 parti l'anno e mi ricordo che una sera in mezz'ora ho fatto 4 parti, in mezz'ora. E una donna sul lettino normale, poi una sul letto di sala operatoria, una sul lettino del travaglio, dopodiché le abbiamo girate per dare i punti. È stata una notte, quella me la ricorderò per tutta la vita, ed ero con la Rosa Mior e abbiamo fatto una notte di quelle che non ci dimenticheremo che vai a mai. casa un po' ubriaco. Sì, no, infatti, no, io penso che anche voi ostetriche dopo una giornata di lavoro intensa abbiate, no? Cioè, anche perché possiamo dire che siete un po' come una spugna che deve assorbire le ansie delle pazienti, o sbaglio? Beh, quello sicuramente, nel senso che comunque insomma il carico anche emotivo lo sentiamo. A noi arriva il 3% infatti, per quello volevo dello stress e che lei ci illustrasse quando arrivi a casa la sera
cioè ti viene voglia di svenire, non so. Diciamo che le pensiamo anche quando andiamo a casa, spesso. E qualche volta anche chiamiamo, insomma ci sentiamo con la collega a cui abbiamo lasciato a consegna, perché comunque c'è una continuità, anche se noi magari non assistiamo poi al parto della signora che abbiamo seguito in travaglio, quindi c'è comunque un passaggio di consegne importanti, e spesso sì, non nego che ci informiamo anche qua dopo qualche ora di come sono andate le cose, per poi andarcele comunque a rivedere nel puerperio, perché poi l'ostetrica continua anche dopo. Ma anch'io tante volte capita che la sera, non è che io sempre tutte le pazienti che sono sane e perfette, capita spesso di trovare delle problematiche, e quando arrivi a casa la sera un po' ci pensi, perché io scelgo di fare il ginecologo perché vedo la vita, però è anche vero che nel campo dell'ostetricia, anche della ginecologia forse un po' meno, ma della ostetricia devi anche affrontare dei discorsi complicati come le malformazioni, gli aborti, e non è che noi medici possiamo stare, come posso dire, così sereni. C'è una patologia che viene chiamata burnout, no? Anche perché l'evento avverso in sala parto è tanto difficile da digerire. È tanto difficile. L'evento avverso è difficile sempre, però quando parliamo di una ragazza di 25-30 anni o di un bambino appena nato, fai fatica a portartelo a casa. E purtroppo obiettivamente, però non voglio adesso abbassare questa serata che era, mi sembra abbastanza simpatica, però obiettivamente quando è un evento avverso in sala parto è un cruccio che ti porti dietro anche tanti anni, se non per sempre. E per quello il concetto di demedicalizzare non vuol dire mai sottovalutare, non vuol dire mai ridicolizzare una cosa che è seria, è cercare di fare in modo che loro la vivano senza ansia, senza capire di essere controllate. Esatto. Ho capito, un po' come delle spie che controllano a distanza. Di parto, cioè si potrebbe stare a parlare 15 giorni, lo difficile sapere lo sanno, io ho fatto anche molti video su Facebook, io parlo spesso di parto, di patologie, quando cerco di parlare anche di fisiologia, parlo di patologie perché molto spesso su internet si vedono cose che non stanno nel cielo né in terra, e di conseguenza mi sento scusate, in dovere di spiegare come stanno le cose realmente, soprattutto col Covid poi è successo un casino. Allora, volevo un ultimo, ormai siamo diciamo quasi alla fine, ormai sono è volato. è volato, perché chiacchierando in maniera simpatica il tempo vola, come ti avevo detto, è una chiacchierata. Come è cambiato il vostro lavoro col discorso del Covid, eccetera, eccetera? Cioè, c'è stato un impatto importante anche da un punto di vista psicologico? Dal punto di vista psicologico all'inizio è stato difficilissimo, perché comunque siamo abituate ad abbracciare le donne, ad avere la donna che si aggrappa a te, che cerca il tuo sostegno, la tua mano. E all'improvviso dovevamo essere completamente bardate, mettere i guanti e tentare di abbracciarle tutte bardate, purtroppo. Quindi dal punto di vista psicologico, per quanto mi riguarda, ma sicuramente per quanto riguarda le colleghe, anche i medici, è stato difficile, perché c'era solo lo sguardo a fare da veicolo, da trasmissione anche delle nostre emozioni, mentre prima anche con un sorriso riuscivi a tranquillizzare la donna. Ti bastava un sorriso per fargli capire ti capisco, ti comprendo, e invece adesso mascherine, guanti, camicie, diventava difficile veramente far capire alla donna che tu riuscivi a comprendere quello che lei stava vivendo. Però per fortuna la voce c'era, e che a volte un sorriso dice più di 1000 parole, oppure uno sguardo. Sì, poi in realtà si sono stati, onestamente, sono state fatte tante cose in questo breve periodo, cioè adesso non vorrei sembrare banale, però la gente di buona volontà è tanta. Io sono stato, diciamo, il referente dell'ostetricia di Milano nell'immettere i dati delle pazienti Covid
in uno studio nazionale che si chiama ITOS, no? Questi giustamente all'inizio ogni settimana, poi ogni mese facevano un webinar per il punto della situazione, eccetera. Su questo punto della situazione, il faro regionale è l'Università di Verona, e quindi c'ero io, Garbin, c'era chiaramente Mestre, Venezia, Padova, eccetera, eccetera, Verona, Vicenza, il Sant'Orso e così via. Bologna, Sant'Orso, come Malpighi. No, il Sant'Orso, quello nuovo tra Schio e Tiene. Ah sì, lo Sant'Orso, sì, ho capito. A un certo punto, dopo 5 minuti si finiva sempre a parlare solo di quello, cioè ma voi che tamponi fate, il marito quanto può stare dentro. Sì, per trovare una cosa comune, su una allora, cosa comune, un equilibrio. La gente si è sbizzarrita in questo anno e mezzo a tutti i livelli, si è sbizzarrita, talvolta l'impressione che qualcuno abbia anche detto delle discrete minchiate, l'importanza del monopattino. È anche vero che era una cosa sconosciuta, è anche vero che tanti professionisti potevano risparmiarsi tante stupidate. Probabilmente, diciamo, però la gente di buona volontà, a mio parere, è abbondantemente sopra il 50%. E in questo si è cercato di creare i percorsi sporco pulito, i percorsi differenziati, fin tanto che non arrivava il tampone, una sala, una stanza isolata, eccetera, eccetera. E insomma, obiettivamente abbiamo fatto una buona palestra, speriamo che non serva mai più. Speriamo che non serva mai più. Allora, facciamo un'ultima domanda alla Alice. Perché venire a Milano a partorire? Vediamo cosa mi rispondi e che cosa mi dici. Visto che ci sono molte donne magari in gravidanza che ci ascoltano. Perché? Perché venire a Milano a partorire? Sicuramente per l'ambiente fatto soprattutto dalle persone che ci sono, di un gruppo ostetrico giovane, sì. Veramente giovane, e comunque insomma anche l'età insomma aiuta, nel senso che comunque sono state portate veramente delle nuove cose in sala parto, delle nuove modalità, e le mamme appunto vengono prese nei corsi preparto, vengono accompagnate, vengono comunque seguite poi presso il termine della gravidanza dal nostro ambulatorio della gravidanza sia fisiologica che a rischio, e quindi questo permette una presa in carico per le mamme che hanno la necessità in gravidanza prima, nel caso invece di una gravidanza fisiologica dalla 38esima settimana, e quindi comunque iniziano un po' a far parte del nostro gruppo, per poi appunto essere accompagnate fino al travaglio e al parto, e seguite anche nel post parto dalle ostetriche, perché ora l'ostetrica è presente anche nel reparto, quindi sì. Comunque c'è una continuità poi anche nel puerperio. Perfetto. Quindi l'ostetrica ci accompagna prima, ma vi accompagna poi anche nei giorni successivi sì. Al parto. Sì, non solo, in questo momento obiettivamente numeri alla mano abbiamo effettivamente un rapporto one to one praticamente sicuro. Perfetto. E in più c'è anche la presenza ostetrica in reparto nel puerperio. Poi, per carità, ma non dobbiamo vendere un prodotto, però c'è anche il discorso della possibilità di partorire in acqua, dell'epidurale H24, che in pieno Covid siamo praticamente riusciti a garantire quasi sempre, cioè obiettivamente il discorso è equilibrio. Obiettivamente lì siamo in una situazione dove l'equilibrio è rispettato. Bene, ahimè dobbiamo arrivare ai saluti, questa era l'ultima puntata di Prima la Salute, speriamo di rivederci presto però con altre puntate con Andrea, anzi spero di rivedervi presto per parlare della mia associazione, l'associazione Sogni, che è un'associazione con cui cerchiamo di realizzare i bambini, siamo specializzati in bambini malati terminali. Io sono un ambasciatore di questa associazione, col fatto che non abbiamo avuto eventi, non abbiamo avuto la possibilità di fare degli eventi, non abbiamo raccolto molti fondi, ci sono molti bambini terminali che hanno voglia di realizzare il proprio sogno. Io vi consiglio a tutti di andare o sulla mia pagina Facebook, però faremo anche una serata, grazie ad Andrea e grazie a Chico, dove parleremo insieme al Presidente del perché aiutare un'associazione come questa, che è fondamentale per me. Considerate che su centinaia di bambini a cui abbiamo realizzato il sogno ne sono vivi solo il 10-15%.
però se ne sono andati con un sogno in tasca e con un sorriso sulle labbra. Per cui aiutateci, ricordatevi, controllate l'associazione Sogni, su internet c'è il sito, Facebook, Instagram e dappertutto. Vi aspetto. Un'ultima cosa che volevo chiedere al mio carissimo amico e collega Carlo Maurizio. Il tuo lavoro ultimamente è cambiato nel momento in cui la Juve ha perso lo scudetto? Vedo che non ha voglia di rispondere, per cui vi salutiamo tutti, buona serata e alla prossima. Ciao. Ciao.